canto, però appena voi finite ci sentiamo liberi semmai di farvene 2 di applausi e questo è il secondo. Grazie a voi. Per voi questo è un incontro importante, un incontro che confluisce dentro un lavoro speciale, Antigos Trazos, e i rami, ecco, di questa ricerca confluiscono, concretizzano davvero l'impegno portato avanti nel tempo, che nasce, come abbiamo detto, da una passione spontanea, quella di un ascolto che è la prima fonte dell'apprendimento e poi diventa davvero a fondo di impegno, quello che voi avete davvero messo non solo in questo lavoro, ma in anni davvero di ricerca fitta, di attenzione, di bellezza che vi ha sicuramente entusiasmato. In queste tracce c'è tutto questo entusiasmo. Che cosa rappresenta per voi questo lavoro? Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti, ci presentiamo, io sono Antio Comilia, sono il basso e sono un cordo Salvatore Colonnas, Antonio Samesuoghe, Stefano Sagontra e Francesco Saoghe. Ne parlavamo prima con Giuliano. Il lavoro è, diciamo, non la conclusione del nostro studio, della nostra ricerca, ma la rappresentazione, la concretizzazione di quello che è stato questo lavoro in questi 10 anni. Antigos Trazos racchiude dentro 11 brani di tradizione sacra e profana della tradizione di Scano Montiferro. Tradizione che abbiamo voluto rendere al meglio ed è proprio per questo che abbiamo aspettato, diciamo, un po' di tempo prima di far uscire un album, perché tutto doveva essere perfetto, tutto doveva essere al top, diciamo. Per noi è motivo di grande orgoglio, di motivazione per gli anni a venire. Spero che sia anche un motivo di orgoglio per l'intera comunità di Scano Montiferro. Questo è per noi, ecco, Antigos Trazos. E noi vi facciamo davvero tanti auguri per questo lavoro che davvero nasce nel tempo per accompagnare queste tracce che il tempo vi ha suggerito. Grazie davvero per essere qui questa sera. Noi adesso ci lasciamo per un piccolo